grazie di essere qui. Il titolo che è risultato da un lungo negoziato tra il maestro Brazzale e il sottoscritto vuole dare un pochino in sintesi ragione delle varie cose che incontreremo in questa conversazione. Il termine sbarco, come vedremo, è diciamo lievemente improprio. È vero che a portare il jazz nel Regno d'Italia nel corso della prima guerra mondiale furono gli americani i quali tecnicamente sbarcarono, però non è che sbarcarono in Italia, sbarcarono in Francia e in realtà, come vedremo, il mezzo tecnico, il mezzo di trasporto mediante il quale il jazz, o quello che all'epoca si riteneva che fosse jazz, fu introdotto nel nostro paese per la prima volta, fu l'ambulanza. E le vedremo queste ambulanze, le vedremo in funzione e capiremo perché esse hanno avuto un ruolo fondamentale e ancora oggi di fatto pressoché sconosciuto agli storici. Molte delle cose che sentirete dire oggi sono di fatto inedite, qualcuna è una prima assoluta, altre non sono qui comunicate per la prima volta, ma forse per la seconda. In generale si tratta di materiale, diciamo così, che risulta da ricerche recenti e quindi comunque pochissimo noto. La prima cosa che dobbiamo dire è che gli storici del jazz europeo hanno seguito più o meno con tutti una stessa pista, uno stesso percorso. Appassionati collezionisti dei vari paesi europei hanno cercato ciascuno di scrivere la storia del jazz nel suo paese. L'Italia ha in questo senso una delle storie più complete e più dettagliate, quella di Adriano Mazzoletti, ma per esempio tra i primi paesi che si sono dotati di una storia del jazz locale propria si possono citare il Belgio, la Cecoslovacchia e anche l'Unione Sovietica. Tutti coloro che hanno dato il via a queste ricerche locali, per esempio come è arrivato il jazz in Belgio, quali musicisti sono stati i primi a essere attivi, eccetera, eccetera, hanno seguito più o meno sempre lo stesso schema. L'appassionato del jazz è fondamentalmente un collezionista di dischi e quindi hanno fatto all'inizio la storia con i dischi. Ma il disco risale più o meno al 1890. A prima non si riesce a risalire mediante il disco, ci vuole qualcos'altro. Ci sono naturalmente le edizioni a stampa della musica, un pregiudizio molto radicato e anche semplicemente il fatto che molti storici del jazz sono sempre stati dei dilettanti che non sanno leggere la musica, giornalisti appassionati, persone che hanno proprio un altro lavoro, quindi non hanno potuto utilizzare nessuna composizione musicale scritta come fonte informativa. Questo ha praticamente costituito una sorta di barriera. All'incirca il 1890 diventa un termine post-quem, è possibile fare la storia, e ante-quem non è possibile. Ma il jazz è parte della storia e nella storia non esistono nascite improvvise, le nascite improvvise esistono nei miti. La lupa che allatta Romolo e Remo, lì abbiamo una nascita improvvisa. Buddha ha trovato sempre un albero, ma nella realtà questo non accade. Nella realtà le cose si trasformano l'una nell'altra e c'è quindi una successione di passaggi storici logici.